Maxi focolaio nella Marca, 72 soggetti, tutti macedoni che rientravano dalle vacanze nel loro paese, 2 gravissimi in terapia intensiva, l'appello alla comunità macedone, fatevi il tampone, è urgente. In Veneto intanto un nuovo balzo di contagi e 5 decessi nelle ultime 24 ore, morto a Rovigo un 54enne non vaccinato senza problemi di salute, intanto via libera di AIFA l'utilizzo degli anticorpi monoclonali in tutti i pazienti Covid. Su 6 milioni di dosi somministrate in Veneto sono state segnalate 15.000 reazioni avverse, di queste 1.200 classificate come gravi, così la dottoressa Russo analizzando i dati della farmacovigilanza. La procura chiede l'archiviazione dell'indagine sul caso dell'infermiera che al Vax Point di Lughignano gettò una siringa con dentro il vaccino, il fatto dovuto a una svista per stanchezza. All'indomani del vertice delle prefetture dette le sue condizioni, il presidente di ANCI Veneto Mario Conte è pronto a lavorare con l'Europa, ma i numeri devono essere ridotti, stop alle strumentalizzazioni politiche. 16 ragazzi provenienti da Treviso, Padova e Venezia rischiano di essere denunciati per un rave party sulle sponde del Piave a Annegrisi, avvenuto sabato notte. Cisterna di GPL a fuoco lungo la 4 tra Portogallo e Latisano, autostrada chiusa per tutto il giorno nel tratto interessato, pesanti disagi al traffico, alcune case vicine evacuate. Paralimpiadi, niente gare di sciabola per Bevevio ma solo di fioretto, l'ha annunciato la campionessa di Mogliano in un video su Instagram, vi spiegherò i motivi dopo Tokyo, dice. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso e dunque in primo piano l'allarme per un cluster scoperto nelle ultime ore dal Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 2. 72 i soggetti, tutti macedoni che rientravano dalle vacanze nel loro paese. 2, tra cui una donna di 37 anni, sono gravissimi in terapia intensiva ed è forte l'appello alla comunità macedone, fatevi il tampone perché è urgente. È arrivata una famiglia, abbiamo fatto il tampone perché erano venuti a fare il tampone e da là poi siamo risaliti agli altri. Da qui è scattato il contact tracing che in pochi giorni ha consentito all'ULSS 2 di risalire a un vero e proprio focolaio diffuso che finora conta 72 soggetti, tutti rientrati nell'ultima settimana dalla Macedonia del Nord e residenti in varie parti della Marca. Ad accomunarli nella maggioranza dei casi anche la mancata vaccinazione, soprattutto tra i casi sintomatici. Non erano vaccinati, tant'è che un paio di questi, anche giovani, sono ricoverati in terapia intensiva e intubati. Quindi vedete che chi non si vaccina, chi è a rischio, anche se è giovane, può arrivare in terapia intensiva. I 2 ricoveri gravi sono un uomo di 48 anni e una donna di 37, entrambi si trovano in terapia intensiva a Conegliano. Insomma, chi ha condiviso lo stesso pullman, chi la macchina. Di certo, visti i risultati in pochi, forse nessuno ha rispettato le misure di distanziamento e di mascherina, né quelle di quarantena di 5 giorni per chi rientra dai paesi inseriti in lista D dalla Farnesina, e la Macedonia del Nord, accanto ad Albania ed Inghilterra tra gli altri, è uno di questi. Assolutamente no, difatti grazie al contact tracing siamo poi riusciti a risalire a tutti, anche perché questi ovviamente non usano i voli ma arrivano con pullman, arrivano insieme, per cui anche se non sono della stessa famiglia però arrivano col medesimo pullman e quindi si contagiano tra di loro, per cui il rischio è proprio di creare dei cluster importanti, per cui chiediamo veramente che si presentino ai centri tampone a fare il tampone. La raccomandazione è rivolta in particolare a chi è rientrato dalla Macedonia del Nord negli ultimi 10 giorni, una comunità, quella macedone, molto numerosa e radicata nel Trevigiano. Devono venire i nostri centri hub, i nostri centri dove facciamo i tamponi, il tampone è gratuito, devono venire a fare il tampone perché questa è una garanzia per loro, per i loro familiari ma anche per gli altri, perché queste persone lavorano nelle imprese, lavorano come badanti, per cui è significativo che debbano venire a fare il tampone al rientro. Dal punto stampa di Marghera oggi l'analisi del nuovo balzo di contagi in Veneto ma anche di decessi e poi la novità della via libera dell'uso degli anticorpi monoclonali per tutti i pazienti Covid, non soltanto quelli che hanno patologie pregresse. Balzo in avanti dei contagi in Veneto, si contano infatti nelle ultime 24 ore 847 nuove positività, con un'incidenza rispetto ai tamponi eseguiti pari al 2%. Cala di 11 unità il numero dei ricoverati negli ospedali veneti, complessivamente 262, di cui 50 in terapia intensiva. Incremento anche nei decessi legati al Covid, 5 nelle ultime 24 ore. C'è stato un decesso anche questa notte a Rovigo, 54 anni, stamattina in riunione
La dottoressa Simeonato ci ha riferito senza alcuna patologia, Covid puro. Si tratta di un paziente non vaccinato, come non sono immunizzate le 3 persone di 32, 57 e 71 anni ricoverate in questo momento in terapia intensiva a Rovigo. Intanto nelle ultime ore sul fronte vaccinazioni arrivano segnali positivi con un incremento delle prenotazioni e a proposito di immunizzazioni il 52,8% dei ragazzi tra i 12 e i 19 anni ha ricevuto almeno una dose. Per quanto riguarda invece l'ipotesi di un terzo richiamo, Zaia ricorda i dati che arrivano da Israele che dimostrano che la terza dose riduce di 4 volte i sintomi gravi e di 10 volte l'ospedalizzazione, poi aggiunge. Ma se ci dovesse essere una terza dose non ce lo vengano a dire a dicembre o a gennaio, perché dopo è troppo tardi. Novità anche sul fronte degli anticorpi monoclonali, con il Veneto che ne utilizza il 50% di quelli somministrati in Italia. Dopo la decisione presa da AIFA lo scorso 8 agosto, nei prossimi giorni il dottor Flori invierà a tutte le ULSS e ai medici di base le nuove indicazioni. Prima era aperto a tutti dai 65 anni in su. Se avevi meno di 65 anni, per avere un'infusione di anticorpi monoclonali dovevi avere, essere un grande obeso, avere il diabete o altre patologie. Con questa determinazione è aperto a tutti. Saranno i pazienti Covid su indicazione del proprio medico di base o in fase di contact tracing ad essere indirizzati all'utilizzo dei monoclonali. La somministrazione di monoclonali in Veneto ad oggi ci porta a dire che non c'è stata neanche una mortalità. Ma Marghera, oggi è stato fatto il punto anche su un altro fronte, quello dell'analisi delle reazioni ai vaccini, un punto molto molto importante. Sentiamo. Le segnalazioni correlate temporalmente alla vaccinazione nella regione su circa 6 milioni di dosi sono state 15.000. Di questi 1.200 classificati come gravi. Questi i risultati dell'osservatorio sul vaccino anti-Covid che in Veneto può contare oltre che sulla farmacovigilanza anche sul canale verde. Su 6 milioni di dosi somministrate nella nostra regione dunque sono state registrate 15.000 segnalazioni di reazioni avverse pari allo 0,25%, 1.200 quelle classificate come gravi, lo 0,02%. Tra queste ultime più della metà riguardano febbre alta, ci sono stati poi casi di svenimenti, di dissenteria, 180 di trombosi, pochissimi invece quelli riferiti a reazioni allergiche. Tra gli eventi lievi rilevati emergono casi di febbre non alta, cefalea e mialgia. Altrettanto significativi i dati a livello nazionale. Su quasi 66 milioni di dosi ci sono state 84.322 segnalazioni di reazioni avverse. L'87% di queste sono state classificate come non gravi. Sono segnalazioni che sono correlate da un punto di vista temporale. Poi viene fatta una valutazione su quello che era lo stato di base del soggetto, se quella reazione effettivamente è riportata a livello anche internazionale, per capire se oggettivamente può essere collegata al vaccino. Importante la distinzione tra correlazioni temporali delle reazioni segnalate rispetto al momento della vaccinazione e quelle causali. Differenziazione importante anche quando si parla di decessi. In questo momento in Italia si contano 498 morti correlate temporalmente all'inoculazione, di queste 7 correlate anche causalmente. In Veneto sono 38 i decessi con correlazione temporale. Attualmente in Veneto non abbiamo nessuna correlazione causale tra morte e vaccino. Si stanno valutando queste correlazioni temporali. È toccato poi al direttore della medicina dello sport dell'USL 2, il cardiologo Patrizio Sarto, mettere a confronto i dati sui casi di miocarditi e pericarditi legati al vaccino e quelli invece emersi dopo il Covid. I dati italiani sono circa 3-4 per milione di dosi inoculate, quindi stiamo parlando di un dato molto molto contenuto. Ben diverse le percentuali di miocarditi dovuti alla malattia da coronavirus. Noi stessi abbiamo pubblicato qualche mese fa un lavoro con l'Università di Siena dove abbiamo avuto il 3,3% di casi di miopericardite nella popolazione di atleti che abbiano avuto il Covid. Quindi siamo 1,3%, intorno al 3% rispetto a 0,00 contro il vaccino. La Procura di Treviso ha chiesto l'archiviazione dell'indagine avviata a maggio, lo ricorderete, dopo che un cittadino, accorgendosi di non aver ricevuto il vaccino anti-Covid, aveva denunciato una infermiera volontaria in servizio al presidio. Era accaduto al Vax Point di Lughignano di Casale sul Sile. Per gli investigatori
Questo evento sarebbe da attribuire una svista riconducibile alla stanchezza dell'infermiera collegata alla ripetitività del gesto. In sede di indagine la professionista ha riconosciuto l'errore, ricordando di essersi lei stessa sottoposta a vaccino e dunque di non aver mai dubitato della necessità della profilassi. Lo raccontava anche in quelle settimane il direttore dell'ULSS 2 Marca Trevigiana, Francesco Benazzi. L'altro fronte è quello della gestione poi economica post-Covid, e allora andiamo a sentire il caso sollevato da Veneto Imprese Unite, l'INPS che non sta pagando le assenze per quarantena cautelativa del 2021, un problema dunque economico molto serio. In una circolare uscita il 6 agosto l'INPS ha reso noto che ha ricevuto i fondi per pagare le malattie per quarantena cautelare del 2020, ma a quanto pare non è mai stata emanata la norma ad hoc che serve a liberare fondi per permettere il pagamento delle malattie del 2021. Emessa poco prima di Ferragosto, la circolare dell'INPS certifica una mancanza di liquidità che in termini molto pratici vale circa 600 euro per lavoratore. Questo è il valore medio di una quarantena cautelativa per Covid calcolato da Veneto Imprese Unite, soldi quindi dei quali al momento non c'è certezza, un problema che soprattutto nelle piccole imprese riguarda da vicino gli stessi imprenditori. Rischiare di andare poi in contenzioso tramite sindacati perché noi non siamo tenuti ufficialmente a pagarli la malattia, ma d'altro canto loro hanno diritto a quei giorni in cui sono obbligati a stare a casa, rischia appunto di generare poi dei litigi e dei contenziosi che non gioveranno di sicuro al rapporto di lavoro. Da qui la richiesta al governo di liquidare all'INPS le somme peraltro previste con decreto nei mesi scorsi. Si parla sicuramente di cifre molto importanti, pensiamo che lo stanziamento nazionale era di 630 milioni e quindi per il nostro Veneto rischieremo di avere un buco di almeno 20 milioni per fine anno. Ma la questione non è solo economica, bensì di salute pubblica. Per paura di perdere questi soldi, di qui in avanti si rischierà che qualche dipendente non denunci eventualmente di essere stato in contatto con qualcuno positivo al Covid. Ed ora l'emergenza profughi dall'Afghanistan. All'indomani del vertice delle prefetture a Venezia, il presidente di ANCI Veneto Mario Conte torna a chiarire la posizione dei primi cittadini del Veneto. I sindaci insieme all'Europa, insieme al governo, saranno pronti a fare la loro parte. Da qui a chiedere però che la gestione dei flussi migratori che provengono dall'Afghanistan ricadano completamente sui comuni, credo che questa sia fantapolitica. Resta fermo sulla sua linea il presidente dell'ANCI Veneto e sindaco di Treviso Mario Conte nei giorni in cui la gestione dei primi profughi dall'Afghanistan è sotto la lente di prefetture e amministrazioni locali. Sì dunque all'accoglienza, ma senza scaricare le responsabilità sui municipi come fatto spesso e volentieri in passato. Lo stesso presidente Zai ha ribadito in queste ore come sul tema gli unici autorizzati a parlare del proprio territorio siano i sindaci. Ecco dunque le condizioni di Conte. Devono esserci dei numeri sostenibili, delle regole chiare e dei fondi soprattutto che possano sostenere questo processo di integrazione di questi afghani, che devono soprattutto essere un numero limitato, perché vorrà dire che tutta l'Europa ha fatto la sua parte. Questa è la posizione nelle ore in cui lo stesso dibattito politico interno si infiamma, con lo speaker dell'opposizione in Consiglio regionale Arturo Lorenzoni che chiede a Conte che sia l'ANCI a coordinare l'emergenza. Confido nella sua sensibilità, dice Lorenzoni, ma il diretto interessato si sente tirato per la giacchetta per l'ennesima volta e chiarisce. Non piacciono le strumentalizzazioni politiche, in questi giorni ne ho lette tantissime sulle mie dichiarazioni, cercando di mettermi in contrapposizione con Salvini, piuttosto che oggi questa che è una mera provocazione da parte del Partito Democratico. Io faccio il sindaco e porto avanti gli interessi della mia comunità e cerco di farlo nel migliore dei modi. Da presidente dell'ANCI porto avanti gli interessi dei comuni veneti e così continuerò a fare, togliendomi la casacca di partito ma guardando quelle che sono le esigenze delle nostre comunità. E adesso a Negrisia di Ponte di Piave per un party abusivo con alcol e musica a tutto volume e coinvolti 16 ragazzi. I segni sono ancora ben visibili sulle sponde del fiume sacro alla patria, resti di falò che parlano di una notte di eccessi con alcol e musica a palla, con i residenti tirati giù dal letto. Un rave party in scala ridotta con i carabinieri che sono intervenuti poco dopo, qui tra Ponte di Piave e Negrisia, nelle vicinanze di quella conosciuta in zona come Casa Brusada. La musica è così finita anche con l'identificazione dei partecipanti. Mattatore, un 23enne di Torre di Mosto che aveva portato con sé un maxi impianto per il ballo alla faccia del
delle chiusure delle discoteche a causa del Covid. Con lui altri 15 tra ragazzi e ragazze arrivati a Negrisia non solo dal Trevigiano ma anche da Padova, Pordenone e Venezia. Io ringrazio le forze dell'ordine che sono prontamente intervenute, anche perché ricordo che in quell'area c'è anche il divieto di accesso con le auto, quindi sostanzialmente dovuto da una normativa non solo regionale, poiché ci troviamo in un'area demaniale, ma anche per ordinanza sindacale. Ora tutti e 16 partecipanti, nessuno chiarisce il sindaco residente a Ponte di Piave, rischiano una denuncia per il reato di invasione di terreni e disturbo della quiete pubblica. Alcuni sulle spalle hanno già precedenti per traffico di sostanze stupefacenti e furto. Va detto però che nessuno al momento del blitz è stato trovato in possesso di droga. Credo che fondamentalmente sia necessario ribadire che il rispetto degli altri deve essere considerato, perché si tratta di comunità e come tali dobbiamo cercare di aiutarci soprattutto nel rispetto delle regole. Regole che l'amministrazione vuole far rispettare su quella zona anche per contrastare l'abbandono di rifiuti, magari con delle fototrappole. Siccome in quell'area lì un altro lavoro che stiamo facendo con Sarno è il controllo dell'abbandono dei rifiuti, vorrei anche ricordare che anche sotto questo profilo ci stiamo muovendo anche per verificare che non ci siano le persone che magari passano lungo il Piave e quindi possono utilizzare, ma anche che ci siano delle persone che vengono da fuori, anche da fuori comune, ad abbandonare lì i rifiuti. Ancora ladri in azione, stavolta a Campocroce di Mogliano, dove una 87enne ha trovato l'azione, ha trovato le conseguenze dei ladri in casa dopo una cena passata con alcuni familiari proprio nell'abitazione attigua. I ladri erano entrati da una finestra lasciata aperta. Quando l'anziana è tornata ha trovato in camera i portagioie aperti. I ladri hanno fatto in tempo a razziare alcuni monili, tra i quali una collanina che le aveva regalato il marito scomparso tempo fa. Adesso invece con le immagini andiamo a vedere le immagini appunto di un incendio che è avvenuto in un bosco nella zona boschiva, in località Crespignaga di Maser, questa mattina, nella tarda mattinata di oggi. La segnalazione è avvenuta grazie al supporto aereo di un elicottero del 14° nucleo elicotteri carabinieri di Belluno, impiegato in attività di controllo della zona. Sono intervenuti i carabinieri forestali della stazione di Asolo insieme ai carabinieri di Cornuda e i vigili del fuoco di Montebelluna. Fortunatamente l'incendio, come vedete, è stato poi spento in modo molto veloce. Importante quindi l'appello anche alla sicurezza nei luoghi appunto come i boschi, dopo visto quanto anche accaduto in Puglia e accaduto appunto nel sud Italia in questi mesi. Fortunatamente l'intervento tempestivo ha permesso di evitare che l'incendio si propagasse. A proposito di fiamme, le fiamme che divorano o aggrediscono la cisterna che porta GPL, è successo in A4 ed è stata un'altra giornata davvero di passione per chi si è messo in viaggio lungo l'autostrada, che è rimasta chiusa ed è ancora chiusa. L'autostrada chiusa in entrambe le direzioni con i pesanti disagi al traffico e quel rimorchio annerito e ancora fumante appena dopo l'intervento provvidenziale dei vigili del fuoco. Scenario di un'altra giornata di passione lungo l'A4 nel tratto più critico, quello tra Portogruaro e Latisana in direzione Trieste. Un disastro sfiorato, in fiamme una cisterna carica di GPL. Scattato l'allarme dell'autista dopo le 11, i pompieri sono arrivati sul posto con molta difficoltà per il traffico congestionato da Latisana, Portogruaro, Sandona di Piave, Udine, Pordenone e Mestre, con 3 autopompe, 5 autobotti, il carro NBCR, nucleare, biologico, chimico e radiologico, e 25 operatori. Sono riusciti a spegnere l'incendio che aveva coinvolto il gruppo valvolare, riuscendo anche a intercettare la perdita. A scopo cautelativo, le poche case circostanti sono state fatte evacuare. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Potrebbero essere state innescate dal fuoco scaturito da uno pneumatico posteriore per un probabile riscaldamento. La situazione è stata monitorata dall'alto dall'elicottero Drago 81, mentre il nucleo NBCR ha predisposto tutti i lavori preliminari per il travaso sul posto del GPL su un'altra autocisterna. Necessario per questo bloccare il traffico. Autovie ha disposto la chiusura dell'entrata di Latisana verso Venezia e dell'allacciamento A4-A28 in direzione Trieste. La concessionaria ha istituito l'uscita obbligatoria a Portogruaro per chi era diretto verso Trieste e quella di Latisana per chi viaggiava in direzione Venezia. Inevitabili le code. La riapertura dell'autostrada avverrà soltanto in tarda serata.
Venerdì alle 16 nella chiesa parrocchiale di Levada di Ponte di Piave i funerali di Simone Stefanel, il 48enne chef che è morto giovedì scorso nel tragico incidente stradale quando, tornando a casa da lavoro, era uscito di strada con la sua auto e nel violentissimo impatto la vettura aveva preso fuoco non lasciandogli scampo. Un dramma che ha scosso tutta la comunità. Stefanel lavorava al ristorante Il Gabbiano di Levada. Venerdì dunque pomeriggio alle 16 i funerali. Adesso pochissimi istanti di pubblicità. Rieccoci in diretta, torniamo in città, torniamo a Treviso. Dopo il nostro servizio di ieri sul proliferare delle erbacce proprio in città, la risposta dell'assessore all'ambiente Alessandro Manera. Beh, la città, adesso non esageriamo, è sempre tenuta molto bene secondo noi. Chiaro che noi siamo molto attenti e vogliamo sempre migliorarci, non vogliamo sicuramente tornare indietro e quindi aumenteremo quello che è il servizio. Respinge così l'assessore Manera l'immagine di una città poco curata, dove le erbacce spontanee si starebbero impossessando poco a poco di marciapiedi, selciati e angoli del centro. In alcuni punti circoscritti è realmente così, ma se il rischio di vedere Ponte Dante o i Buranelli coperti da rovi e impianti infestanti appare effettivamente improbabile, qualche nodo da sciogliere forse c'è. E infatti quegli impertinenti ciuffetti d'erba spontanea che si sono permessi di crescere qua e là, in Vicolo Dotti, via Roggia, via Marzolo tra le altre, oggi sono già spariti. Resistono invece questi qui in Vicolo del Gallo, proprio sotto Cassugana. Oltre a ricordare i propri doveri a Contarina, a cui il comune ha affidato la gestione del verde pubblico, l'assessore fa però presente come questa apparente incuria sia anche la diretta conseguenza di una scelta ben precisa. Il fatto di aver abolito qualche anno fa l'uso del glifosate, che in maniera massiva veniva utilizzato una volta, ha sicuramente complicato quello che è il servizio di mantenimento e di taglio delle malerbe. Meglio sarebbe usare dei diserbanti più rispettosi dell'ambiente. Quelli a base di aceto, però, già impiegati sulle mura, non si possono spargere lungo le strade e quindi, in attesa che la chimica sforni il prodotto efficace e sano, o si dà cittadinanza ai cespugli o si deve sfalciare più spesso, con inevitabile aumento dei costi. Beh, sicuramente avere più passaggi tende ad aumentare i costi, ma è soprattutto l'organizzazione del lavoro che è molto complessa, perché quando si fa a bordo strada chiaramente l'operatore deve essere messo in sicurezza e quindi ci mette più tempo a fare anche una strada ordinaria. Allora parliamo di ancora verde, ma il verde è quello buono, quello positivo, e allora la nuova vita per l'area naturalistica di San Bartolomeo a Godega di Sant'Urbano. Ieri l'inaugurazione, c'erano anche gli alpini. Taglio del nastro per le nuove passerelle ristrutturate all'interno dell'area naturalistica San Bartolomeo a Bibano di Godega di Sant'Urbano. Numerosissima la partecipazione dei gruppi alpini di tutto il territorio con i loro labari e gagliardetti. Fra i presenti alla cerimonia il governatore Luca Zaia, il presidente della provincia Stefano Marcon e numerosi amministratori e sindaci della zona, tra i quali il primo cittadino di Godega, Paola Guzzo. Restituiamo alla comunità un sito di grande bellezza naturalistica, paesaggistica, perché qui siamo in zona di risorgiva. Lungo il percorso ciclopedonale che si snoda tra le risorgive della fossa Zigana si possono ancora trovare storioni, carpe e paperelle e numerosi uccelli nascosti fra le piante autoctone, un sito di pregio naturalistico e storico. Un percorso veramente molto apprezzato, molto ammirato, che poi sfocia in questa bellissima chiesetta dove ci troviamo ora di San Bartolomeo, una chiesetta le cui origini risalgono circa al 1200 e che al suo interno contiene anche un affresco datato 1400. Per il lavoro di ristrutturazione delle passerelle realizzate nel 99 è stato indispensabile l'aiuto degli alpini. Sempre grazie alle penne nere anche la chiesetta di San Bartolomeo nel 97 è tornata al suo splendore. Qui ogni anno viene celebrata una santa messa per ricordare tutti gli alpini, tra cui Guido Darè, deceduto sotto le macerie della caserma di Gemona del Friuli durante il terremoto del 1976. Dopo la benedizione impartita da Don Alessio Magoga, il gruppo si è spostato nel campetto attiguo alla chiesetta per celebrare una messa. Il governatore Luca Zaia ieri è tornato a casa a Bibano, emozionato, ha ricordato quando da bambino frequentava questi posti. È un'emozione tornare. Beh sì, decisamente sì, anche perché comunque l'emozione anche di pensare che ci venivi da bambino, adesso ci torni con un bel intervento, restaurando e donando ai bambini di adesso la possibilità di fare le cose che facevo io.
Le Paralimpiadi di Tokyo, mentre il Veneto e Padova in particolare ha festeggiato il bronzo di Francesco Bettella nei 100 d'orso. Nel nuoto il piccolo giallo dell'annuncio di Bebe Vio, che sul fronte della scherma ha annunciato che gareggerà soltanto nel fioretto e non nella sciabola come era inizialmente previsto. L'ha annunciato la stessa Bebe Vio in un video su Instagram, vediamola. Buongiorno a tutti quanti, sono felicissima perché oggi iniziano le gare della scherma paralimpica. In particolare oggi iniziano tutte le gare della sciabola, quindi abbiamo in campo un sacco di compagni di squadra che stanno iniziando a gareggiare, in particolare Edo di Air Force Sport, mi raccomando seguitelo un sacco. E iniziano le loro gare, le mie no, io sto andando al villaggio per vederli, ma purtroppo non farò le gare di sciabola, è stata un'esperienza bellissima, è stato fighissimo e stava andando anche molto bene, quindi devo assolutamente ringraziare lo staff della Federazione Scherma che mi ha aiutato ad arrivare e che ha creduto un sacco in me, in particolare Marco Ciari che ci ha creduto veramente tanto, anche io ci stavo credendo, ma purtroppo per una serie di motivi che spero di dirvi più avanti, forse dopo le gare spero di potervi dire tutto. Purtroppo non farò le gare di sciabola, farò soltanto quella di fioretto che in realtà è la mia, quindi sono felicissima. Saranno il 28-29, quindi mi raccomando seguiteci un sacco e niente, sarà tosta entrare al palazzetto e vedere la mia categoria che va e gareggia e non esserci, però l'importante è essere lì ed essere parte della squadra e fare il tifo ai nostri compagni di squadra. In attesa di sciogliere questo giallo andiamo da un'altra leggenda dello sci, Deborah Compagnoni, molto legata a Treviso, che a Jesolo ha visto il suo nome nel lungomare delle stelle. Jesolo ha intitolato alla sciatrice alpina Deborah Compagnoni un tratto di lungomare delle stelle. Dopo l'edizione 2020 dedicata alla sanità d'Italia per l'impegno nella lotta al Covid-19, Jesolo sceglie la Compagnoni per testimoniare la vicinanza al comparto montano e promuovere la ripartenza del settore provato dai lunghi mesi di chiusura per colpa della pandemia, in attesa del grande appuntamento del 2026 con le Olimpiadi invernali di Milano Cortina. È un onore, è una bellissima giornata questa. Da Bocelli ad Alberto Sordi ed ora un tratto dedicato alla sciatrice più premiata in Italia. Ma lei non si sente una star. Rimanere se stessi e normali in quello che si è poi in tutti i giorni conta di più. 3 medaglie d'oro e un argento alle Olimpiadi invernali, poi le conquiste nella Coppa del Mondo, tutte nelle discipline dello slalom, supergigante, gigante e speciale. In totale 44 podi con ben 16 vittorie tra il 1992 e il 1998. La campionessa a fine carriera si è sempre profusa anche per l'impegno nell'ambito del sociale. Quest'anno abbiamo scelto la Compagnoni per 2 motivi. Prima di tutto perché è una grande campionessa pluripremiata e seconda cosa perché il suo casello è destinato alla città della Speranza. Una cifra significativa che servirà a coprire un'intera annualità del salario di una dottoranda di ricerca, quindi una ragazza molto giovane che ha deciso di dedicare 3 anni della sua vita alla ricerca. E nello specifico questo progetto riguarda la ricerca sul neuroblastoma, un tumore pediatrico purtroppo molto aggressivo. Adesso le notizie dal Bellunese. Abbiamo parlato in apertura di questo telegiornale del cluster del focolaio diffuso che preoccupa dei cittadini macedoni che tornavano dalle vacanze nel loro paese. Bene, negli ultimi giorni l'azienda ULSS-1 Dolomiti ha registrato un incremento dei casi di Covid, sostenuto in particolare da rientri in Italia, anche in questo caso di persone provenienti dall'area dei Balcani e in particolare anche qui dalla Macedonia. Attualmente positivi 23 macedoni, 7 kosovari e 5 albanesi. Dall'ULSS come dall'ULSS-1 come dall'ULSS-2 la raccomandazione a tutti coloro che sono rientrati negli ultimi 10 giorni dall'area balcanica e che non l'avessero ancora fatto di sottoporsi urgentemente al tampone. Quindi anche in questo caso l'appello con queste cifre che avete sentito. Oggi è stata la giornata dell'addio al senatore Paolo Saviane. Nel pomeriggio nella chiesa di San Bartolomeo a Posta al Pago il commosso saluto al senatore della Lega morto a soli 59 anni venerdì scorso. Politica, istituzioni e mondo economico stretti in un corale abbraccio alla famiglia sin dalle 14, quando nella piccola chiesa è stata aperta la Camera Ardente.
Un abbraccio commosso e corale, un abbraccio colmo di gratitudine, perché grazie era la parola che Paolo Saviane pronunciava spesso e che sapeva offrire con delicatezza nei semplici gesti quotidiani. La folla che alla spicciolata ha riempito il sagrato della chiesa di San Bartolomeo Puos dal Pago ha simboleggiato l'attaccamento all'uomo prima ancora che al politico. Paolo Saviane è mancato all'improvviso venerdì scorso a soli 59 anni e la sua morte ha lasciato attonita l'intera comunità bellunese. Della sua vita Paolo ne aveva fatto un dono, l'aveva messa a disposizione degli altri, della collettività e della sua terra aspra di montagna. Non poteva fare a meno, era un bisogno che gli veniva da dentro, incontenibile, un essere per gli altri. Don Cristian Mosca, parroco della chiesa di San Bartolomeo, ha ricordato il puro e nobile servizio che svolgeva Paolo Saviane con elegante sobrietà e con rispetto verso chiunque, mai sopra le righe, sempre sorridente, attento ai bisogni di tutti. Paolo Saviane amava la vita e anche quando questa gli ha riservato improvvise asperità l'ha abbracciata e curata. Paolo, che qui in mezzo a noi è stato nostro servitore. Ora Paolo riceve da Gesù il titolo di beato, un titolo riservato a pochi. In centinaia si sono stretti alla famiglia di Paolo Saviane, silenziosa e commossa la presenza del mondo istituzionale e della politica, con il gota della Lega guidata dal suo leader Matteo Salvini, il presidente della regione Luca Zaia, la ministra Stefani, l'assessore Bottacina, i consiglieri regionali, oltre a numerosi amministratori locali, rappresentanti delle categorie economiche, sindacali e del volontariato. Paolo Saviane non ha chiesto corone né mazzi di fiori, le offerte raccolte durante la funzione saranno devolute alla scuola materna di Puos dal Pago, dove tra qualche anno avrebbe potuto vedere giocare la sua piccola nipotina. Ne avete visti dunque i tanti volti noti della politica, tra i primi ad arrivare proprio il leader della Lega e collega al Senato, Matteo Salvini. Siamo venuti a salutare, ad abbracciare la famiglia, a rendere omaggio a una bellissima comunità con l'impegno di portare avanti il suo impegno. Uno dei colleghi più operosi, più presenti, più concreti, meno litigiosi e meno chiacchieroni. Ci siamo sempre intesi sui temi poi della montagna, dell'ambiente, del verde, dell'agricoltura, della tutela delle comunità locali, dell'autonomia. Abbiamo sempre parlato la stessa lingua. Arriva defilato accompagnato dalla figlia Matteo Salvini, che saluta i suoi, ricorda commosso Paolo Saviane, abbraccia la famiglia e segue, raccolto in preghiera, la funzione religiosa. In chiesa il presidente della regione Luca Zaia e la ministra Erika Stefani, lontani dai flash e dai microfoni. Un momento denso di dolore per un amico che non c'è più, dice il ministro Federico D'Incà. Era una persona che amava il suo territorio, amava la provincia di Belluno, il Veneto. E tante volte siamo confrontati in Senato insieme, certe volte abbiamo discusso anche in maniera accesa, ma sempre sui temi. Io ho un ricordo bello di una persona caparbia, cocciuta e, ripeto, sempre per il bene del bellunese e sempre verso gli altri. Sono quei giorni che non vorresti mai vivere, no? E quindi sono i giorni un po' del ricordo. C'hai la figura davanti, ricordi tutto quello che hai fatto, ricordi anche gli ultimi momenti intendo gli ultimi giorni, le ultime telefonate, le ultime cose, l'ultimo gazebo di 2 giorni prima, e quindi diventa un giorno un po' difficile. A differenza di tanti politici non invadeva mai il campo degli altri, era sempre molto rispettoso di tutto e tutti, e questo secondo me fa sì che oggi qua insomma tutti gli renderanno omaggio. I casi della vita ci hanno visto insieme al governo del paese, quindi abbiamo sicuramente condiviso passaggi come i fondi di confine in cui ci siamo alternati alla presidenza, quindi è chiaro che oggi siamo qui però per il cordoglio, per il pensiero alla famiglia, a tutti i suoi amici, a tutti quelli che lo conoscono. Serbiamo tutti un ricordo positivo, perché c'è sempre stata da parte sua grande disponibilità al dialogo, alla collaborazione, per cui al di là delle posizioni politiche c'è sempre stata comunque stima reciproca. Una persona seria, per bene, dovevamo incontrarci a fine mese, purtroppo sappiamo cos'è accaduto, mancherà alla Confindustria, ma mancherà soprattutto ai bellunesi e al territorio bellunese. Uomini così non ce ne sono tanti.
In chiusura alla cronaca con un intervento dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di oggi a Tai di Cadore, l'incendio di un camper, come vedete nelle immagini dei Vigili del Fuoco. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati dal distaccamento di Pieve di Cadore con un'autopompa e un'autobotte hanno spento con lo schiumogeno il mezzo andato gravemente danneggiato. Le cause, la probabile natura elettromeccanica, sono al vaglio della squadra intervenuta. È davvero tutto, vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci. Villaggio San Francesco a Caorle, di Villa Giafasana Croazia, di Holiday.com. Sicuramente in vacanza. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica in genere stabile, con tempo buono sul nostro territorio, ma vediamo con l'aiuto della nostra grafica la situazione di giovedì 26 agosto. Sul Veneto sarà una giornata ampiamente soleggiata, in pianura cielo sereno o al più poco nuvoloso. In montagna e sui settori più nord-orientali probabile aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio, specie a fine giornata, quando non sono esclusi anche dei rovesci. Vediamo anche le temperature, minime tra 12 e 18 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 24 e i 30 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole come vediamo un po' su tutti i settori, qualche addensamento sui rilievi con occasionali temporali associati. Temperature minime tra 14 e 17 gradi, massime oscillanti invece tra i 25 e i 28 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, acquazzoni sui settori esteri di confine, asciutto e soleggiato invece altrove. Temperature minime intorno ai 14 gradi, massime sui 28 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antena 3. Villaggio San Francesco a Caorle, di Villa Giafasana Croazia, di Holiday.com. Sicuramente in vacanza.